Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, riprendiamo. Qui siamo a Montenero di Bisaccia, quindi ci abbiamo vuole detto, un po' Montenero di Bisaccia. fantasia. Lei le trascorrerà là le sue vacanze? Nella masseria di mio padre, insieme ai lavori di campagna che si fanno tutti gli anni. Come Stiamo tutti già gli anni, come di consueto per lei. Senta, torniamo un attimo sulle... Chi vorrà raccogliere deve seminare, amica mia. Va bene, certo, mi sembra giusto. E lì i campi non mancano, senz'altro. Ho visitato quelle zone. No, ma capisci a me. Sì, certo, ho capito. Veniamo un attimo a quella che è la trattativa Stato-mafia, alle polemiche che sono nate negli ultimi giorni, non ultima quella di ieri, Cascella che... ha detto a lei, così come a Orlando, dovreste sapere quello che ha fatto il Capo dello Stato per difendere i magistrati. Secondo lei il Capo dello Stato non ha fatto invece abbastanza? Guardi, innanzitutto noi non accettiamo di essere chiamati polemisti, già che poniamo un problema costituzionale. Non è fare polemica quando si chiede di rispettare la Costituzione. In un momento così delicato in cui i magistrati di Palermo stanno cercando di capire chi c'è che attirava le file rispetto a un fatto già accertato, e cioè che la trattativa fra Stato e mafia c'è stato, così come sentenze passate in giudicato hanno già definito e riferito, a me pare che sollevare proprio in questo momento l'ana caprina per andare a trovare il pelo nell'uovo da parte del Capo dello Stato su una questione che doveva essere affrontata dal 97 sia più una scusa che un problema di difesa costituzionale del proprio ruolo. Lui è dal 97 che si sa che manca una norma per definire come comportarsi rispetto a intercettazioni indirette in cui si registra anche ciò che il Capo dello Stato dice quando riceve una telefonata. Dal 97 che succede questo, è 7 anni che lui sta lì, poteva fare messaggi alle Camere, altre volte già è stato intercettato, sono state intercettate sue telefonate, farlo proprio adesso, proprio in occasione di una questione così delicata e importante, è una delegittimazione oggettiva, al di là della sua volontà, dell'operato dei giudici di Palermo. Quindi di fatto, Di Pietro, il problema è solo costituzionale, cioè lei non pensa che Napolitano, glielo chiedo in maniera molto tranchant per avere una risposta anche molto diretta, e lei lo sa fare, lei non pensa che Napolitano sapesse di questa trattativa Stato-mafia? All'epoca Napolitano era Presidente della Camera. Ma guardi che è già documentato che ai tempi diciamo così, di Napolitano, di Mancino, di Conso, di Flick, di quant'altri, no di Flick, di tante altre persone che stavano nello Stato, di Martelli che non c'è stato, che non ha voluto accettarlo, una trattativa è avvenuta. Chi ne è stato il tramite, chi ne è stato l'ideatore, lasciamolo ai giudici scoprire, ma diamo ad essi tutte le possibilità. Andare in questo momento a mettersi in condizioni di impedire oggettivamente ai giudici di poter fare serenamente il loro lavoro. Ripeto, qui non è solo la questione del Capo dello Stato, ci sono tutti in mezzo, anche il sistema dell'informazione. Il magistrato Scarpinato si è permesso di ricordare le parole di Borsellino per dire, almeno oggi nel ricordo della sua morte, lasciateci in pace e lasciatecelo ricordare. È andato a finire sotto inchiesta. Il magistrato Ingroia semplicemente perché ha detto sto svolgendo il mio dovere per capire chi c'è stato dietro questa trattativa Stato-mafia, beh, vattene in Guatemala. Senta, non è stato, le posso chiedere se è stato anche uno sgarbo però ai magistrati il fatto che Lumia e l'Alfano, lo ricordiamo se non sbaglio era deputato dell'Italia dei Valori, siano andati a parlare con Provenzano, a parlare con Bidognetti, chiedendogli sostanzialmente di far luce sulla trattativa Stato-mafia. Non è stata una presa di posizione esagerata? I politici non devono avere il ruolo dei magistrati, insomma... lei lo sa più di tutti. Ma che c'ha sé che il ruolo dei magistrati? Che c'ha sé che il ruolo dei magistrati? Quando una europarlamentare, figlio di un giornalista ammazzato per mafia, si reca in carcere e dice a uno dei boss della mafia: caro signore, ma perché non si pente e non racconta che cosa avete combinato? Perché non ci racconta finalmente quali erano i vostri agganci all'interno delle istituzioni? Perché non ci dite che cosa è successo nei rapporti fra criminalità e istituzioni? Voglio dire,
che ha fatto di male questa persona? Ma magari ce ne fossero di persone che raccontano quel che sanno. Il fatto che chi è che può raccontare quel che sa se non chi l'ha commesso o chi l'ha visto o la vittima? E allora lasciamo che queste persone dicano come stanno i fatti, perché c'è tanta paura rispetto al fatto che qualcuno vada a sollecitare. Lo faccia pure lei qui, lo facciamolo pure noi pubblicamente. Riina, Provenzano, se avete un po' di dignità prima di morire, perché prima o poi morirete pure voi, perché il Padre Eterno ci chiama a tutti, morirete di vecchiaia, morirete come moriremo tutti, ma se avete un po' di dignità, ma raccontate il male che avete fatto, diteci con chi vi raccordavate, diteci chi copriva le vostre malefatte. Allora diciamolo pure noi, invece di lamentarci che qualcuno è andato a chiedere. Certo, però qualcuno dice che invece non è il caso che i politici vadano dentro le carceri a fare questo, perché questo è un ruolo che spetta ai magistrati. Comunque, Di Pietro, secondo lei c'è un tentativo... Sono due cose diverse. Sono due cose... Secondo lei, l'ha detto lei ieri in qualche modo, c'è un tentativo di isolare lei e di isolare l'Italia dei Valori, di isolare il suo partito? Da parte, da un lato, ha detto degli organi di informazione e degli altri partiti anche? E mi riferisco in questo caso... Non c'è solo un tentativo, è un dato di fatto che tutti coloro che cercano di capire e scoprire gli intrecci fra criminalità comune, delinquenza organizzata e istituzioni vengono isolati. È successo a noi quando facevo io il magistrato di Mani Pulite, è successo ai magistrati di Palermo, succede all'Informazione Libera che cerca di raccontare un'altra verità rispetto a quella blasonata e patinata che raccontano ogni giorno, e si cerca sempre di... addirittura si sta cercando di fare una legge elettorale che deve fare in modo di isolare e mettere fuori dalle istituzioni, dal Parlamento, quei partiti che non si allineano al pensiero unico. Di Pietro, lei si è sentito scaricato da alcune persone che magari considerava amiche, diciamo, comunque potevano essere partiti amici, come quello di Vendola e quello di Grillo? Ma guarda che io non mi sento affatto scaricato, anzi sono carico di responsabilità nei confronti di quelle migliaia, mi auguro milioni di persone che come me, dopo aver preso atto che questo sistema politico e istituzionale deve cambiare soprattutto sotto l'aspetto di un profondo ricambio generazionale, la smettono di andare appresso alle solite facce che cambiano il nome dei partiti, ma sono sempre loro che si ripropongono. Io personalmente dico, mi sono posto in modo alternativo rispetto al modello di governo berlusconiano, perché ritengo che quello usava l'istituzione per farsi gli affari propri, ma mi pongo anche in alternativa al modello di governo di Monti per un motivo molto semplice, perché penso che i provvedimenti che sta prendendo Monti non servono a far stare meglio gli italiani, ma soltanto alcuni italiani a danno della moltitudine. Certo, questo l'abbiamo capito. Senta Di Pietro, prima di salutarla... Allora, stabilito questo, mi perdoni, prego. Stabilito questo, io dico che la coalizione la voglio fare con chi si pone in alternativa al governo Monti, non in continuità. Oggi come oggi ci sono dei partiti che dicono che anche dopo le elezioni vorranno continuare a fare quel che sta facendo Monti. Io con loro non mi ci voglio mettere io. Abbiamo capito. Mi sento scaricato. Abbiamo capito bene. Senta, invece lei non si sente però sempre più isolato all'interno del suo partito. Abbiamo letto le polemiche di Donati, in parte di De Magistris, in parte di Lannutti. Cosa succederà a Vasto? Un po' una resa dei conti? Qualcosa succederà all'interno dell'Italia dei Valori? È normale, anche fisiologico all'interno dei partiti. Ma quale rese conti? Voi stessi sono da anni che dite all'interno dell'Italia dei Valori decide tutto Di Pietro. Finalmente c'è un po' di sana discussione e dici ma perché si discute all'interno dell'Italia dei Valori? Ma insomma volete la zuppa o il pampagnolo? Senta, in conclusione le posso chiedere se ha votato sul blog di Grillo il peggior presidente della Repubblica della storia? Sembra che primo sia Napolitano. Ho votato con determinazione, senza se e senza ma, ieri sul blog deilfatto.it che sto dalla parte dei magistrati di Palermo.